È la seconda territoriale dopo Assolombarda, una firma che pesa e che conclude un percorso più che decennale, quella che ha suggellato al Centro Congressi di Padova la nascita di Confindustria Veneto Est, una sorta di area metropolitana dell'impresa che unisce i territori di Padova, Treviso, Venezia e Rovigo, rappresentando 5.000 imprese e 2.700 addetti e che promette un dialogo costruttivo con Vicenza, Verona e Belluno. Un'area cruciale che genera 96 miliardi di PIL, 32 di export, il 55% del valore aggiunto manifatturiero del Veneto e il 7% di quello nazionale, dove innovazione, energia e PNRR sono fondamentali per competere nel mondo e verranno misurati a suon di risultati. E così, se tutti parlano di una patreve che si concretizza nell'impresa prima che nella politica, l'assemblea di Confindustria Veneto Est rimane con i piedi per terra, guardando ad un futuro difficile ma ancora affrontabile con strumenti nuovi, aggregazioni, logistiche, infrastrutture, ma anche dando speranza ai giovani e rimanendo aperti al dialogo. Grande orgoglio ed emozione all'Assemblea Costitutiva di Confindustria Padova e Treviso e Confindustria Venezia e Rovigo all'unanimità approvato la nascita di Confindustria Veneto Est, quindi nasce un soggetto importante all'interno del nostro territorio e a livello nazionale. Ecco, avete il Premier Meloni qui, le ripeto la domanda in sintesi: che voce arriva dal Veneto, quali sono le richieste? Una voce di lavorare in squadra, i tempi sono difficili, abbiamo bisogno di collaborazione, forte collaborazione, sicuramente i temi dell'energia rimangono ancora dei temi attuali, abbiamo le aziende che fanno ancora fatica a chiudere i contratti dell'energia e del gas, abbiamo sicuramente il tema del cuneo fiscale, noi chiediamo fortemente un cuneo fiscale che deve essere tagliato del 5%, abbiamo il cuneo fiscale più alto dei paesi OCSE, quindi c'è bisogno di tagliare il cuneo fiscale di 5 punti. C'è bisogno di lavorare molto, e qua riguarda il Veneto, sulle infrastrutture, quindi speriamo che i soldi del PNRR vengano investiti bene anche qui localmente sulle infrastrutture di cui abbiamo bisogno sia per uscire dal nostro territorio per le merci e per le persone, sia internamente per il nostro territorio. Il tema della mobilità è senz'altro importante, questo lo dicono i dati, i megatrend dicono che i ragazzi, i giovani, le persone si muovono dove ci si riesce a muovere facilmente, dove si può raggiungere facilmente il luogo di destinazione e dove ci si può muovere all'interno di questo luogo in maniera facile e molto smart. ZLS e idrogeno sono due doti importanti che forse valorizzeranno questa unione? Assolutamente sì, anche questo è un asset prezioso per il territorio e su questo dovremo lavorare in maniera molto attenta con il territorio e con gli stakeholder del territorio. Da gennaio sarà lei il Presidente, cosa la guiderà? Un grande senso di responsabilità per condurre quattro province che sono province ricche del nostro territorio e soprattutto una visione comune che dovrà legare questo territorio in un'ottica futura. Cosa manca adesso a questa visione comune? La visione comune va costruita, quindi la progettualità bisogna metterla a terra. In questo territorio, lo dicevo prima, c'è già tanto, c'è già molto e dobbiamo cercare di costruire insieme quello che manca e quello che possiamo costruire insieme in termini di, appunto, di infrastrutture, in termini di grandi aziende, medie aziende e piccole aziende. Tutte insieme possono essere messe unite in un percorso molto forte insieme. Qual è il rapporto con le altre Confindustrie tipo Vicenza, Verona, Belluno? Il rapporto con le altre Confindustrie è un rapporto molto aperto, molto schietto, di collaborazione. La nostra non dovrà essere un'associazione esclusiva, ma anzi un'associazione inclusiva per affrontare insieme quelli che sono i problemi del Veneto. Ecco, sappiamo che è un problema grosso quello dell'energia, però avete invitato il CEO d'Intesa, anche quello è una frontiera molto aperta. Che cosa vi aspettate dal sistema bancario? Guardate, in questo momento io penso che bisogna giocare in sistema. Noi abbiamo già aperto un tavolo comune con tutto il sistema finanziario, chiaramente Intesa è leader in questo territorio e quindi c'è bisogno di supporto finanziario sia per far fronte al tema dell'energia e del gas che purtroppo assorbe cassa alle aziende, ma sia per portare avanti gli investimenti. Questo territorio non si può fermare, deve continuare ad investire anche in momenti complicati come questo, quindi la parte finanziaria è importante, abbiamo bisogno di averla con noi.
Anche lei è pessimista, un po' come il Presidente di Confindustria Venezia, che diceva che il 2023-2024 saranno ancora 2 anni terribili. Allora, non sono assolutamente pessimista, ma conoscendo il Presidente Marinese so che neanche lui è pessimista. Però bisogna essere realisti e cercare di affrontare le cose, ma io rimango ottimista e nell'idea che l'economia potrà ripartire in un momento in cui ci sarà sicuramente un rimbalzo nei prossimi mesi. Confindustria Veneto Est nascerà il 1° gennaio, oggi ci siamo sposati, per dirla così, 1° gennaio convoglieremo in una casa comune e nascono sfide importanti, nascono le sfide che riguardano il territorio, riguardano le nostre imprese, riguardano i nostri cittadini, riguarda un'idea di sviluppo che dobbiamo avere, un'idea di sviluppo di un'area metropolitana, di una grande metropoli che si candida a essere competitor di altre metropoli. Quale sarà secondo lei il cronoprogramma da qui al 2024, visto che ci ha parlato di 2 anni da affrontare con difficoltà? Ma sono 2 anni da affrontare con difficoltà per ragioni tecniche, non perché ho un'idea. Noi adesso, le nostre imprese stanno per rimborsare i debiti contratti nel periodo del Covid, 250 miliardi, vi do un dato. 226 miliardi il PNRR da restituire in 30 anni, 250 miliardi contratti come debito del sistema produttivo italiano da restituire in 5-8 anni. Lei sarebbe preoccupato? Io sì, io sono preoccupato, anche perché della tenuta è importante. Non sono pessimista, ma sono realista, come dice giustamente anche Leopoldo Di Me. Dall'altra parte 2 anni importanti perché avvieremo dei lavori, dei cantieri, dove dobbiamo avviare una progettualità spinta, dobbiamo aggregare i nostri servizi perché non abbiamo aggregato solo i nostri servizi, dobbiamo trasmettere ai giovani l'idea che lavorare è bello, che aver successo non significa guadagnare per forza, aver successo significa fare ciò che piace. Quando una persona raggiunge fa quello che piace, ha raggiunto il successo e nel successo c'è il lavoro, perché è parte integrante della dignità e del saper dire alla propria famiglia: io ho un'ambizione che non è il guadagno, ma è la realizzazione di un sogno. Siamo il secondo paese manufatturiero d'Europa che compra tutto. Le sembra normale? No. A me no. E perciò dal punto di vista produttivo, considerando che le filiere si stanno accorciando e ci sarà una fase di reshoring importante, aziende che torneranno a investire qui, dobbiamo investire sull'energia, dobbiamo sburocratizzare questo paese, bisogna avere fiducia, l'imprenditore non bisogna definirlo un eroe, ma una persona normale. Gli eroi vanno venerati, gli imprenditori vanno rispettati. Rispettiamo le aziende, è già un bel passo in avanti, e dialoghiamo, che è un altro passo in avanti. Rispettando e dialoghiamo, volete vedere che costruiamo. Intel forse è una grande impresa che arriverà proprio del settore dell'automobile a Venezia, ZLS, siamo ancora attrattivi, sta per arrivare una fase buona da questo punto di vista. Se nel dialogo col governo, se si stanziano i soldi, se si dà la possibilità di dire che c'è una visione, che c'è una certezza normativa, io sono convinto che non solo servirà a Venezia, a Rovigo e al Veneto, ma servirà all'Italia. Noi abbiamo bisogno di modelli. Tangeri è cresciuta e si è infrastrutturata solo attraverso le zone economiche speciali. La Polonia ha fatto la stessa identica cosa. La Cina, Deng Xiaoping, diceva che le zone economiche speciali erano le porte aperte al capitalismo occidentali. Cioè, non ci stiamo inventando l'acqua calda, dobbiamo soltanto essere reattivi. Ultima domanda, allora a questo punto quando sarà la prova del 9 di questo governo per voi? Su cosa lo misurerete? Sul dialogo. Vi faccio un esempio, guardate, un esempio concreto, veloce, sul 110%. Sul 110% tutti ritengono che il 110% sia un'esagerazione. Io dico, è vero che è un'esagerazione, ma se entro nei numeri tecnici, la quota lavori del 110% pesa il 70%. L'impresa prende il 70%, il 45% sono tutti ammenicoli burocratici che non stanno né in cielo né in terra. Allora, anziché dire il 110 portiamolo al 90%, non era molto più sensato ascoltare e dire il 70% lo portiamo al 100%? Presidente, nasce Veneto Est, la Confindustria, l'agrupamento più grande d'Italia. Sì, peraltro oltre ai numeri c'è anche un dato quantitativo che è importantissimo, oltre 86 miliardi di fatturato, quindi direi quasi metà del PIL del Veneto da questa associazione. Direi che è un bel segnale soprattutto perché punta all'economia di scala, a razionalizzare
ed è un segnale che anche il pubblico dovrebbe cogliere. È un modello che potrebbe essere anche politico, adesso che non ci sono le province, c'è questo accorpamento del Veneto Est. Ma direi che è fondamentale puntare alle economie di scala, ci permettono di risparmiare, di essere più efficienti e avere sempre come ultimo obiettivo, ovviamente che è il nostro principale, però è quello di dare servizi al cittadino, che tu sia associazione di categoria e quindi rappresentante di interessi piuttosto che un'istituzione. Lei però non ha mai avuto un bel pensiero della Patreve, quando è stata ideata? Ma guardi, è inutile che tiriamo fuori ancora sta polemica della Patreve, visto e considerato che di fatto l'area metropolitana ideale del Veneto è il Veneto, perché poi questo lo dimostra. E abbiamo altre aggregazioni importanti dal punto di vista industriale che sono Vicenza, non trascuriamolo, la provincia di Vicenza esporta come la Grecia, Verona non ne parliamo e poi ovviamente quello che resta su Belluno che ha una grande dimensione comunque produttiva. Direi che l'area ideale è quella del Veneto. Adesso in conferenza... Rispetto a quello che era un progetto di un tempo dell'area metropolitana, la Patreve è favolosa, 20 anni persi rispetto a quelli. Ma non si è perso nulla perché comunque sono 20 anni nei quali il Veneto è cresciuto, nei quali le imprese si sono ammodernate, nella quale abbiamo lasciato l'era analogica alle spalle e siamo entrati a pieno titolo nell'era digitale. Diciamo che il Veneto di oggi non è quello di 20 anni fa. Per sì, cui... però gli industriali chiedevano magari adesso anche l'area cioè la metropolitana di superficie, quando era già un progetto di 20 anni fa, quindi si sono persi. Ma la metropolitana di superficie è uno dei tanti progetti, adesso stiamo parlando ad esempio anche di tutto quello che è l'alta velocità e l'alta capacità e l'ammodernamento di tutta una rete, diciamo, di collegamenti. 20 anni fa non c'era la pedemontana, era un sogno, oggi è realtà, noi nel 2023 la chiudiamo tutta la partita pedemontana, sono 94 km e mezzo di infrastruttura, attraversa 36 comuni e molte altre opere ancora. Hanno chiesto proprio un rilancio del sistema metropolitano di superficie, è una cosa possibile? Ma assolutamente sì, non l'abbiamo mai abbandonato, però investire sulla metropolitana di superficie, che è una delle strategie, significa abbattere passaggi a livello, significa riammodernare ovviamente tutto quello che è diciamo, l'asse viario su ferro e noi abbiamo fatto la nostra parte ad esempio ammodernando tutto il parco macchine. Ricordo che il Veneto è la regione che ha i treni, diciamo, la cui età media è la più giovane d'Italia, mediamente hanno 5 anni, abbiamo investito veramente un sacco di soldi e oggi sono visibili questi investimenti. ZLS. C'è una calata di ministri, da quando è entrato il nuovo governo, il Veneto diventa il centro, l'attenzione di questo governo. Beh, ci possiamo anche attribuire un merito come Veneti di aver dato uno standing che anni fa non avevamo. Del resto, se non hai credibilità e standing internazionale non porti a casa le Olimpiadi, non tratti con Intel un investimento da 10 miliardi di euro che è il più grande investimento nella storia del paese, non fai molte altre cose e stupiremo ancora perché comunque in cantiere abbiamo altri progetti. Dall'altro voglio anche ricordare che la città metropolitana, o meglio quest'area metropolitana che è il Veneto, che è come Los Angeles vista dall'altro di notte, ha già aperto a un altro grande progetto, che è quella di una holding autostradale diciamo, che interessa non solo noi ma anche le regioni limitrofe. L'emendamento che noi abbiamo fatto presentare, che è stato approvato un paio d'anni fa, prevede che noi possiamo candidarci a concessionari con il benestare dei nostri vicini di casa se le infrastrutture riguardano anche loro e questo è un modello che si amplierà sempre di più. La Treviso Mare quando partirà, Presidente? Ma verosimilmente con l'inizio del 2023, quello è un vecchio progetto, è stato fermo con la vicenda del Mose in via precauzionale. Oggi è realtà, ovviamente poi dovremo affinare tutto quello che è il tema delle esenzioni, ce ne sono già di base per i comuni attraversati, ce ne sono altre per un paio di anni per i comuni non attraversati ma vicini all'infrastruttura, però il mio obiettivo è quello di arrivare al Cavallino, non fermarci a Jesolo ma arrivare fino al Cavallino. Un'assemblea composta alla quale ha partecipato, anche se in collegamento, la Premier Giorgia Meloni. Tenevo a esserci per l'attenzione che come spero sappiate io e tutto il governo abbiamo sia per le categorie produttive sia per il tema del confronto con i corpi intermedi. A un mese dal suo giuramento il governo ha già avviato il primo tavolo di confronto con tutte le associazioni di categorie ed è un dialogo che vogliamo portare avanti con costanza lungo tutto il nostro mandato. Certo avremmo voluto avere più tempo per confrontarci, soprattutto prima della legge di bilancio,
però la nostra è stata una legge, una corsa contro il tempo. Obiettivamente ci siamo trovati a fare una manovra di bilancio in tempi molto ristretti. Abbiamo dovuto scrivere questa manovra senza rinunciare a delineare attraverso le nostre prime misure, soprattutto attraverso questa che è la misura principe dell'anno di un governo, una traiettoria che fosse il più possibile nitida. Scelte che dessero un'indicazione su quelle che saranno le priorità della nostra azione, e tra quelle priorità c'è certamente il tema della crescita economica, a partire ovviamente dalla messa in sicurezza del tessuto produttivo, in particolare il riferimento alla principale emergenza che abbiamo di fronte, che è l'emergenza del caro energia, l'attenzione verso chi produce, il rafforzamento del ceto medio e dall'altra parte anche il sostegno alle fasce sociali più deboli, alla famiglia, alla difesa del potere d'acquisto dei cittadini, ai redditi più bassi. Sono molte le misure che noi abbiamo cercato di mettere in campo nonostante la ristrettezza di tempi e di risorse, e soprattutto di risorse, atteso che, come voi sapete, i 30 miliardi che avevamo liberato con la nota di aggiornamento al documento di economia e finanza sono andati interamente sul tema del caro bollette per sostenere appunto le famiglie e le imprese, però questo non ci ha impedito di mantenere alcuni impegni che avevamo preso, di dare alcuni segnali. Penso all'incremento del 50% dell'assegno unico per i figli nel primo anno di vita del bambino, nei primi 3 anni per le famiglie che hanno 3 o più figli, la riduzione al 5% dell'IVA per i prodotti sulla prima infanzia, 500 milioni per combattere il caro carrello per le famiglie più deboli. La ricchezza la creano le aziende con i loro lavoratori, quello che compete lo Stato è creare le condizioni perché queste aziende possano operare nel migliore dei modi, che possano crescere, perché possano fare senza avere paura di trovarsi uno Stato che le combatte piuttosto che aiutarle, accompagnarle. Non disturbare chi produce significa questo, significa che lo Stato deve garantire a chi fa di poterlo fare programmando e pianificando, avendo la certezza dei propri investimenti, sfruttando al meglio le opportunità che vengono offerte. La politica può immaginare le cose migliori, può predisporre le misure più belle, però se poi non agisce determinando le condizioni perché si possano usare e attivare quelle possibilità, tutto questo non serve a niente. E la prima condizione, dal mio punto di vista, è che le imprese siano rese competitive, che siano nella condizione di espandersi, di ampliare il loro portafoglio di clienti, di crescere in ricchezza, perché la ricchezza che producono è ricchezza per l'intera nazione. Anche per questo, al di là della manovra, noi stiamo ad esempio rendendo operativa la misura del cosiddetto difensore civico delle imprese, ovvero la titolarità del Ministero delle Imprese e del Made in Italy di avocare a sé gli iter autorizzativi bloccati presso altre amministrazioni per rendere certi i tempi di investimento, che secondo me è una questione fondamentale. Stiamo conducendo una ricognizione puntuale opera per opera, gara per gara, dei progetti che dovranno essere realizzati con le risorse del PNRR e non solo, perché anche qui le imprese devono sapere cosa verrà fatto per prepararsi adeguatamente, farsi trovare pronte, farsi trovare competitive quando si partirà con le opere e con i cantieri, fermo restando tutta la materia ovviamente del caro materiali che pure stiamo affrontando, perché in assenza di una capacità di affrontare seriamente questo tema, purtroppo i soldi del PNRR rischiano di non arrivare a terra. Insomma, c'è tanto da fare, non voglio tediarvi oltre, abbiamo bisogno delle energie migliori di questa nazione. E quindi le porte di questo governo saranno sempre aperte per chi vuole offrire proposte, per chi ha soluzioni efficaci, e io sono certa che Confindustria, che voi sarete sempre protagonisti di questo percorso, perché questa strada noi vogliamo percorrerla camminando a fianco del nostro sistema produttivo e industriale, atteso che nessuno meglio di chi fa impresa sa cosa sia la cultura del lavoro, ma anche perché io penso che nessuno meglio di chi fa impresa sappia quanto conti il rispetto degli impegni presi, e questo è qualcosa che anche alla politica vale la pena, di insegnare. Ecco. E noi, poiché vogliamo rispettare gli impegni che abbiamo assunto con i cittadini italiani, dal vostro mondo su questo possiamo trarre buon esempio.
Io vi ringrazio, mi scuso ancora per non essere lì, vi auguro buon lavoro e tutti i Questo quindi è solo l'inizio di un governo determinato a durare nel tempo, ha detto la Presidente del Consiglio, alla quale sono seguiti altri due importanti interventi, quello del CEO di Banca Intesa, Carlo Messina, che ha prospettato uno scenario di 2 anni ancora duri, il 2023 soprattutto, mentre il 2024 dovrebbe portarci fuori da questo lungo tunnel, valutando sul fronte inflazione e tassi un possibile nuovo rialzo fino a un punto, ma non oltre, da parte della BCE. Manovra appena varata, l'intervento anche del Presidente del Consiglio Meloni, qui c'è il tema di scaricare a terra questi fondi del PNRR e dei soldi ai comuni. Valutazioni? Ma i comuni veneti sono pronti a collaborare con il governo dall'alto delle percentuali che dicono che i comuni veneti sono i migliori nel far atterrare appunto gli investimenti, quindi quei soldi che lo Stato trasferisce ai comuni, i comuni veneti sono i più bravi poi a farli diventare opere nei tempi previsti. Quindi l'appello che faccio a questo governo è quello di fidarsi dei comuni veneti, di rendere atto della meritocrazia, e quindi quei comuni che da sempre si sono dimostrati virtuosi oggi possono essere un supporto e un traino importante per questo Paese che ha bisogno di accelerare. Vogliamo un Paese a una sola velocità certamente, ma non la più lenta, vogliamo la più veloce, e credo che l'esempio di oggi con Confindustria Veneto Est che si unisce le forze, sia esattamente lo stesso principio e lo stesso mood che utilizzano i comuni, della sinergia, della collaborazione, della sovracomunalità, proprio per diventare più incisivi. Infrastrutture, grandi opere, ma anche mobilità. Qui è stato chiesto un rilancio per esempio del sistema metropolitano di superficie, ma anche un po' della Patreve storica. È una via percorribile anche dal punto di vista amministrativo? Assolutamente sì, credo che sia la soluzione a questo momento storico, la sinergia, la collaborazione, l'aggregazione per mettere insieme quelli che sono i punti forti e superare in modo più agevole e più di slancio quelli che sono gli ostacoli. Più siamo uniti, più siamo rappresentativi e più riusciremo ad affrontare questo periodo che è delicato, pieno di problemi ma anche ricco di opportunità. Sindaco, un evento che diciamo è di buon auspicio per la collaborazione anche tra le città, il sistema Patreve è stato rievocato qui. Sì, appunto, è sempre sul 9 che facciamo fatica. Questo non è uno spot, sono 15 anni di lavoro, di discussioni di ogni genere, però ancora una volta dimostra come gli imprenditori arrivano prima della politica. In impresa è più semplice, in impresa dove parli di lavoro, parli di cose concrete, dove non ci sono gelosie, c'è voglia di arrivare appunto al risultato, e per cui la politica deve imparare da loro, e credo che anche il tema dell'autonomia possa ricadere nelle città, magari nelle città assieme, con dei temi specifici, il mare, i porti, gli aeroporti, qualcosa che possa essere già nella nostra richiesta regionale, già data alle città, in maniera tale che i cittadini capiscano quanto vicini andiamo a loro, perché sennò costruiamo una cosa più o meno uguale in chiave locale. Dobbiamo già essere trasparenti in queste proposte. Io non ho visto nessun disegno di autonomia, e quel disegno di autonomia mi piacerebbe vederlo e discuterlo, al di là di quelle che possono essere poi le legittime discussioni che verranno fatte a livello nazionale, perché io sono d'accordo con Luca Zaia quando dice non c'è nessuna fuga in avanti dei territori che vogliono essere prepotenti nei confronti di altri o vogliamo portare via qualcuno. Non è vero niente. Qui c'è un atto anzi di generosità, oltre ad essere previsto dalla Costituzione anche dal buonsenso. È chiaro che se tu porti la responsabilità molto vicino agli eletti e ai cittadini, è chiaro che il cittadino può controllare meglio la spesa e i comportamenti. Però vogliamo capire quali sono le materie. Per esempio io chiedo che ai sindaci venga dato la grande autonomia della sicurezza. Deve essere dato al sindaco il potere di controllare la sicurezza del proprio territorio. La sicurezza e il decoro va data al sindaco, perché il cittadino si aspetta sicurezza e decoro, e senza di questo non c'è ricchezza economica, non andiamo avanti. Senta, Bonaccini, segretario del PD, un passo un po' indietro però sull'autonomia, ho sentito stamattina che dice che è un po' da ridiscutere. Mi sembra che il PD faccia retromarcia sempre su tutto, discute sempre su tutto, lasciamoli discutere, non vorrei intromettermi sulle vicissitudini del PD, ne abbiamo già abbastanza. Noi abbiamo deciso di andare avanti,
noi abbiamo in questo caso un'alleanza civica di centrodestra che sta dando buoni risultati, ce l'abbiamo a livello di città di Venezia, ce l'abbiamo a livello Regione Veneto, ce l'abbiamo oggi finalmente anche a livello di Stato nazionale. Per cui penso che potremmo davvero governare per l'interesse di tutti i cittadini, di chi ci ha votato e di chi non ci ha votato. La porta aperta di Renzi e Calenda? Ma Renzi e Calenda danno una porta aperta dopo che hanno bastonato durante le elezioni di governo. La porta aperta è una porta che hanno portato 8 milioni di cittadini, tanti, a dargli il voto e andare nei voti nel deserto, non servono a niente, che cercano di rimettersi in gioco. Il giorno che toglieranno le pregiudiziali, perché è l'unica cosa che io chiedo è togliere le pregiudiziali, noi siamo aperti a dialogare con loro, noi che siamo al centro, noi che siamo civici, noi che la pensiamo quasi come loro. Ma non andiamo a sinistra, questo è il punto della questione, non andiamo con i massimalisti, con gli opportunisti, con quelli che regalano soldi per prendere voti, quello è voto di scambio il reddito di cittadinanza, questo è, e chi se ne frega se qualcuno gliela racconta diversamente. Io dico ai ragazzi che prendono il reddito di cittadinanza e che possono lavorare, vi stanno dando la droga, non stanno facendo il vostro interesse, questa è una cosa che va detta chiara e forte, altro è l'assistenza alle persone bisognose, è un'altra cosa, questa cosa va divisa e spiegata bene. Dobbiamo rendere efficaci la struttura del lavoro, non serve fare carrozzoni pubblici ancora vuoi assumere gente, dobbiamo assumere gente che trova lavoro ad altri e non lo sanno trovare, l'unica cosa che hanno trovato è il lavoro a se stessi, questa roba qua bisogna spiegarla, ma i cittadini lo sanno, la gente lo sa e lo ha dimostrato col voto. Un appello a guardare a un orizzonte lungo l'ha fatto invece il presidente di Confindustria Carlo Bonomi, pensando in grande come fece l'industriale padovano Vincenzo Stefano Breda, fondatore della società di costruzioni ferroviarie e per le costruzioni pubbliche, oltre che promotore delle acciaierie Terni nell'Ottocento. Duro invece il suo giudizio sul reddito di cittadinanza e sulla vicenda dei navigator, ora rimasti disoccupati con la prospettiva di un nuovo intervento dello Stato. Ne sono rimasti meno di 1985, perché gli altri nel frattempo li hanno assunti. Quindi noi dobbiamo trovare un pubblico impiego, perché di questo si parla, a quelli che erano stati presi per trovare un lavoro, a chi il lavoro non ce l'aveva. Sembra una barzelletta, ma è la realtà. Peccato che è una realtà, che è un fallimento, che pagano imprese e famiglie italiane. E non lo dice Confindustria. Lo dice la Corte dei Conti. Nel 2020 e nel 2021 i posti di lavoro trovati dai navigator sono stati 583. Se li raddoppio per il 2022, diciamo che abbiamo trovato 1000 posti di lavoro, per una manovra che ci è costata 10 miliardi. Credo che alla metà tutti noi ritrovavamo un posto di lavoro. Allora, io credo che noi dobbiamo affrontare le urgenze e le emergenze del Paese e non perderci in discussioni che ci distraggono da quelli che sono i temi fondamentali. Dobbiamo fare presto, ma dobbiamo fare bene. Ci servono provvedimenti tempestivi, ben mirati, ben scritti, ben spiegati. Quel che ci aspetta non è facile, nessuno degli ultimi anni lo è stato, lo sappiamo, l'abbiamo vissuto insieme. Ma quello che trovo nelle nostre territoriali e che anche oggi mi avete riconfermato è lo spirito degli imprenditori italiani. C'è una forza profonda che viene dalla nostra industria, che viene dalle vostre imprese, che viene da voi, una grande passione civile anche oggi è stata testimoniata ed è un valore a cui noi non rinunceremo mai. Certo, possiamo sbagliare come tutti, ma noi non ci arrendiamo mai. E la lunga storia alle nostre spalle per la difesa e lo sviluppo del lavoro, dell'industria, ci hanno insegnato due cose. E voglio ricordarle come un esempio proprio di uno dei più grandi figli che a Padova ha avuto nella storia italiana, uno dei più grandi visionari industriali che il Paese abbia mai visto all'opera, Vincenzo Stefano Breda, fondatore della società Veneta per imprese e opere pubbliche, creatore della Breda Elettromeccanica, nonché colui che riuscì a dare una svolta alla siderurgia italiana con la fondazione della società Acciai Terni. Breda, guardate, ha cambiato la storia dell'Italia, ma nel farlo ha pagato amari prezzi all'insensibilità, all'instabilità politica. Noi siamo qui per una grande alleanza pubblico-privata, come quella che Breda in tutta la sua vita cercò e mise in piedi, nel costante sforzo di capire alla politica e alle istituzioni
cosa fosse meglio per l'Italia. Ecco, l'unica cosa che ci interessa, non chi vince nelle urne. Anche perché c'è una seconda lezione che Breda purtroppo paga duramente. La politica cambia idea, i governi cambiano e mutano indirizzo. Scelte che richiedono costanza nel tempo vengono abbandonate a mezza strada o appena avviate. Ecco, io sono sicuro che queste due grandi lezioni di questo grande industriale padovano continuano a vivere in voi e in tutti gli imprenditori italiani. Noi abbiamo solo una fedeltà, quella alla crescita sociale e economica dell'Italia. Grazie.